Ciao ragazzi, le immagini che avete appena visto sono quelle della devastazione della sacca degli Scardovari in provincia di Rovigo. Questo è il paradiso delle vongole e delle cozze, sono prodotti di grandissimo pregio, di riconoscimento, marchio di tutela e decine di famiglie che qui ogni giorno vengono a pescare. Per molte di queste famiglie il loro casone, il luogo di lavoro, ma anche il luogo di lavorazione dei mitili e delle vongole non c'è più. Spazzato via tutto in pochi minuti, in una mezz'oretta a causa del maltempo. Attività che sono qui da sempre e per le quali il futuro si presenta sicuramente non senza preoccupazioni. E io ho voluto andare a sentire qualche testimonianza. L'attrezzatura dov'è? Adesso lì è sott'acqua. Almeno per pensiamo che sia lì. Pensate? Dopo la mareggiata non si sa perché come è stata buttata o sbattuta, può essere lì, può essere un raggio. Adesso ricominciare tutto vuol dire anche reinvestire? È sostenibile? Sostenibile, forse dobbiamo farlo. Altri mutui, si fa mutui e via, si deve mangiare, lavorare. 40 minuti abbiamo perso una vita di lavoro, dai bisnonni, nonni, genitori e figli. Sempre più forte, si ricomincia sempre più forte. E com'è stato arrivare qua e vedere tutto sparito? Mi sono arrivato la mattina, però mia figlia qui qua a pattugliare, posso immaginare insomma. Cosa del papà non c'è più niente? Esatto, parole testuali uguali, papà è una via puntini, piangendo naturalmente, dopo il mio casa, che mi era a casa in convalescenza, quindi la mattina quando si trova immaginare non solo per me, questo riguarda tutti quanti, adesso se vedo se Simone recuperare, certo, si vuole recuperare, sono macerie, i macchinari di tutti lì in acqua. Sono tutti lì sotto? Bisogna ripescarli e vedere in che condizioni è. E quanto pensa di aver perso più o meno? Si è fatto un'idea? Ma diciamo che adesso come adesso il danno sarà tra i 50 e 60 mila euro. Ma lei da quanto tempo fa questo mestiere? Dal 90. Ha mai visto una cosa del genere? È la prima volta che succede? È successo ancora, ma no. Non così forte? Anche in luglio abbiamo rotto le porte e basta. E il tetto. Ci sono famiglie in difficoltà? Sì. Serie anche? Mica tanto, perché vuoi adesso è giusto farlo adesso. Perché anche il pali di cemento è da soli, si è rotto, un disastro. Mamma mia. Non lo so. Avevo anche una barca che era sui sassi e si tira su ieri, distrutta. E la lama questa qui che era attorno, la tolgo per tagliarla, per fare il lame, per fissare la passerella, perché sennò qua. Questa è appena fatta. Ma anche quelli che in piedi si stragira tutti e si sposta. Quindi sono tutte da sistemare alla fine un po'. Adesso l'ho tutta qua mia, ma è andata più anche per anche delle barche, voi vivete di pesca, Adesso vi toccherà ricominciare a investire. abbiamo l'ordine del consorzio o del comune, dopo si vedrà cosa si potrà fare. Come state vivendo questo momento? Beh, a parte dei pescatori è un momento molto tragico perché come si è visto da una settimana a questa parte, che è già trascorsa una settimana, anche sui giornali, anche per televisione, la maggior parte dei pescatori che pescano nella sacca dei Scardovari ha perso tutto, i propri mezzi per andare a lavorare. Quante persone lavorano in sacca? Complessivamente siamo 1500 pescatori, in sacca adesso come adesso lavorano circa 1.000.000 di pescatori. Sono anche 1000 famiglie? Penso che siano di più di 1000 famiglie. E cosa vuol dire adesso per loro aver perso tutto? Una bella domanda questa. Cosa vuol dire aver perso tutto?
aver perso tutte le cose che adoperavano per esercitare il proprio lavoro. Però ho visto della gente che ha voglia, ma molta voglia di poter ricostruire tutto quello che è andato distrutto e ricominciare a lavorare e ritornare a fare la sua vita che faceva prima. C'è stato anche un contraccolpo a livello di fornitura del prodotto oppure no? Diciamo che contraccolpo proprio no, però siamo andati un po' in difficoltà perché invece di pescare tutti quanti ha pescato solo una parte, però diciamo che ci siamo salvati in corner, dai. L'azienda ha sopperito con quel poco prodotto che gli è stato portato e andiamo avanti, però il problema verrà in dicembre. Spero che i pescatori che hanno subito i danni che ripossono e che ritornino a pescare per il mese di dicembre, che è un mese molto importante per tutti quanti. Questo è l'impianto di stabulazione del consorzio dei pescatori Oppi del Polesine, una struttura all'avanguardia dove in momenti di piena produzione vengono lavorati circa 330 quintali al giorno di vongole. Ed è un impianto da cui poi le vongole vengono distribuite in diverse parti d'Italia ed Europa. Ed è qui che circa 1500 pescatori posano il frutto del loro lavoro. Per molti adesso si tratterà di ricominciare, investire anche delle cifre importanti, perché in media tra attrezzatura e cavano ho sentito che stiamo intorno a almeno ai 50.000 euro. Ce la faranno? Sì, ce la faranno, perché abbiamo già ricevuto contatti attraverso il governatore Zaia, che è venuto a trovarci ieri. Poi è venuto il ministro e ci ha molto ma molto rassicurato che i pescatori non verranno dimenticati. Spero che mantengano queste promesse, perché ne abbiamo veramente bisogno. Però sono sicuro che la gente qua si rimboccherà le maniche e sicuramente ricostruiranno tutto quello che c'era prima. Dopo abbiamo avuto già altri contatti con le banche che ci hanno già fatto delle proposte molto molto vantaggiose per i pescatori. Adesso è tutto da mettere insieme e fare il punto della situazione, però sicuramente ritorneremo come prima, più forti che prima. La tempesta fortunatamente non ha fatto vittime, perché a quell'ora di notte qui non c'era ancora nessuno. Ma il danno è stato comunque molto ingente. La cosa incoraggiante tuttavia è che già da qualche giorno, appena subito dopo, sono arrivati dei cantieri.